però adesso l'uomo che visita Udine è in pericolo, non c'è la sicurezza. Siamo in una città che pian piano viene sottratta ai cittadini. Cioè, se io faccio una bella piazza e poi di questa si possessano gli spacciatori, siamo punto a capo. Mi sento di dire che, per come la vedo io, da donna di sinistra, la sicurezza è una sicurezza che è anche partecipata e quindi di una città che è vissuta effettivamente. Non credo che riferire tutto il problema della sicurezza in generale italiana allo straniero sia un buon metodo, diciamo, anche perché sì, è vero che sono persone che vengono qua e magari non conoscono nemmeno la lingua e quant'altro, ma è anche vero che ci vuole un'integrazione da parte del paese che ovviamente negli ultimi anni sta mancando. E sul tema della sicurezza, insomma, stiamo lavorando. Lei parlava di integrazione, cioè, non dobbiamo più scherzare su sta roba qua. Abbiamo di fronte un problema che è fondamentale. Tantissimi di quelli che vivono qui, che vengono qui, non gli interessa niente integrarsi, non vogliono integrarsi, non hanno nessuna motivazione per integrarsi e abbiamo creato un modello di gestione che è fallimentare, perché tutta questa gente qua dobbiamo mantenerla, dobbiamo dargli, giustamente, perché sono esseri umani, dobbiamo dargli la sanità, dobbiamo dargli il posto dove dormire, dobbiamo tentare in qualche modo di recuperarli, dobbiamo metterli in carcere, il carcere costa. Ben venga ragionare sull'integrazione, ma chi non vuole integrarsi, chi staziona dalla mattina alla sera in via Leopardi e spaccia e vive a sbaffo, questa gente qua non serve a niente alla collettività. Credo che di politiche di integrazione negli ultimi anni, con l'ultimo governo, ne abbiamo viste davvero poche. Guardate che avete governato per 10 anni voi, prima del centrodestra, quindi se ne sono state fatte poche. È chiaro che la politica integrativa al momento non soddisfa quello che è la necessità dell'Italia. È ovvio anche che mi aspetto pure che tra non fare una politica integrativa e andare a spendere i soldi ai cittadini italiani per fare i campi in Albania ci sia una mezza misura, ecco, semplicemente questo, ritengo.